La situazione ovviamente per ora si può camminare in giro, si vede ancora abbastanza gente, secondo me non è ancora arrivato il messaggio completo della difficoltà che porterà. Qui la gente appunto è tranquilla, a parte ci sono file ovviamente ai supermercati e tutto, ci sono scaffali vuoti, soprattutto scaffali carta igienica, non si capisce perché. Carta igienica e generi alimentari, come ci mostrano le foto inviateci da Riccardo, sono i beni di prima necessità che stanno andando a ruba, sospese le manifestazioni, gli spettacoli, i bar e i ristoranti chiusi, come mostrano i cartelli nelle foto. Chi può ed è organizzato ha incrementato le consegne a domicilio. A preoccupare però è l'aspetto sanitario. Anche solo andare a fare il test, qui è estremamente complicato coordinarsi e riuscire a ottenere i risultati, per non parlare poi dell'ospitalizzazione che non è ancora chiaro chi pagherà. Lontani da casa, Riccardo con la moglie, anche lei veneta, guardano all'Italia. A casa ovviamente siamo collegati e sentiamo i nostri genitori tutti i giorni, i miei genitori sono di Costa in provincia di Vicenza, anche loro sono ovviamente come tutti in quarantena. I genitori di mia moglie sono di Carbonara di Rovolon, vicino a Vo, quindi hanno vissuto la chiusura, la quarantena di Vo in prima linea. E aspettando che l'epidemia si diffonda, aggiunge. Invidiamo, se possibile, voi in Italia, perché sì, è vero che la quarantena è durissima e noi adesso non la stiamo ancora vivendo, però a lungo termine abbiamo la sensazione che l'Italia sia più preparata e sia attrezzata meglio a sostenere una crisi del genere rispetto agli Stati Uniti, dove ognuno fa per sé.